vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Buonasera e benvenuti al Ciriaci, questa è la 10ª giornata della Serie A2 Lega Calcio a 8, quella in cui il Real Granella, capolista in maglia amaranto alla sinistra dei vostri monitor, prova l'allungo, forse già decisivo nei confronti dell'Atletico Pisana seconda, la Taverna dei 40 in maglia gialla che ha appena fatto lo scherzetto al Bar Cristal e con uno dei migliori attacchi della divisione proverà a ripetersi anche oggi. Verrà osservato un minuto di raccoglimento in onore della mamma di mister Alberto Brutti, scomparsa recentemente. Il Real Granella che quindi con 6 lunghezze di vantaggio sull'Atletico Pisana prova ad iniziare con il piede giusto la sua A2 nel 2016. Può spingere sulla sinistra, attenzione al buon dribbling, al lato corto il cross, Pitruzzella ci mette le mani, poi cade Dei Rossi che si rialza in piedi, le sue finte, anzi non è lui, il tiro cross sul palo, clamoroso. Rimessa laterale Taverna dei 40. Stop al limite, il sinistro alto sulla traversa, ci ha provato Merlonghi, altra buona occasione per gli ospiti. Angelucci protegge col fisico, il fallo stavolta lo subisce. Taverna dei 40 che non ha ancora tirato, ci prova da punizione. Angelucci a giro! Al primo tiro in porta, da fermo, Angelucci e la capolista è in vantaggio 1-0. In qualche modo Tramacere che caparbiamente porta via il pallone e poi viene fischiato fallo contro Viciani. Grandi proteste per bloccare il pallone che calcerà Angelucci. Ancora a giro Angelucci, stavolta c'è la deviazione della seconda barriera, rilancio dentro, spizzata di testa, miracolo, ma non basta, segna Bortoli, è il raddoppio della capolista, scusate, no, il gol è di Zaccagnini, chiediamo scusa, il numero 3 del Real Granella ed è 2-0. Difficile scorgere dalla nostra posizione l'identità del marcatore, ce lo ricordano puntualmente da fuori, trattasi di Ruggero. Attende il piazzamento della barriera 3 disposta da Pitruzzella, parte Merlonghi, il suo destro raso terra, Pitruzzella la lascia lì, poi mette giù il giocatore avversario, attenzione episodio, grandi proteste da parte della Taverna dei 40, proprio sul finire del primo tempo. Viciani. Buono il movimento, poi il tacco di Dei Rossi, delizioso, palla dentro, Viciani la controlla, che bella azione della Taverna dei 40. Dalla stessa posizione dalla quale Angelucci ha portato in vantaggio il Real Granella, ci proverà Mattia Dei Rossi, 3 in barriera. Parte Dei Rossi, palla bassa, Pitruzzella, ci mette bene i guantoni. A destra la Taverna dei 40, parte un cross lungo sul secondo palo, Pitruzzella di posizione. La Taverna dei 40, errore grave, allora Angelucci va col destro, palla che gli torna! Ha provato un gol straordinario Angelucci, non ci è riuscito per questione di centimetri. Intercettato solo per un attimo, Merlonghi dalla distanza! Ed è il gol che riapre la gara per la Taverna dei 40. Improvvisamente il miglior giocatore di questa ripresa per i gialli, Merlonghi, fa 1-2. Ha avuto il coraggio di andare per tirare su una palla dove poteva semplicemente offrire un contrasto. Qui Romagnoli però! È un gol pazzesco, quello che trova Romagnoli senza guardare la porta, da bomber vero stoppa, la palla bacia l'incrocio dei pali e va dentro. 3-1 immediato del Real Granella con un gol straordinario di Romagnoli. 1-2, ancora Merlonghi. È destro ma va col sinistro e c'è una deviazione. Dentro l'ha messa Mecozzi, 2-3 della Taverna dei 40. L'avevamo detto, non si sarebbero arresi. Così è, segna Mecozzi, 2-3, che arriva ora il triplice fischio del direttore di gara. Una partita bellissima e vinta dalla capolista Real Granella 3-2 su una Taverna dei 40 che continua a dimostrare i progressi di inizio anno.